Margherita Bruccoleri, consigliere comunale ad Agrigento, e con uno spiacevole fatto è successo all'interno durante la seduta di un consiglio comunale, appunto, lei ha smarrito il cellulare, ecco, si sono dette tante cose, però vuole fare una dovuta precisazione. Assolutamente sì, ritengo doveroso fare questa precisazione per evidenziare la verità dei fatti in ordine ad un evento normalissimo che mi è capitato, che può capitare a chiunque in qualsiasi posto. Effettivamente alla fine dell'ultimo consiglio comunale, durante lo scambio degli auguri, mi sono accorta di non avere più il mio telefono cellulare. I miei colleghi e la gente presente mi hanno aiutato a cercarlo, considerato che non l'ho trovato, ho fatto una denuncia per smarrimento. Non c'è stata nessuna perquisizione, non c'è stato nessun intervento da parte delle forze dell'ordine, nessun allarmismo. Si è trattato di un evento normalissimo che può capitare, ripeto, a chiunque. Mi dispiace soltanto che alcune testate giornalistiche abbiano utilizzato questo evento e lo abbiano strumentalizzato, diciamo, per creare un allarmismo, non so, con un qualcosa di poco buono certamente, per i consiglieri comunali, ma non è andata assolutamente così. Dico, non c'è stato nessun totoladro, non c'è stata nessuna ricerca al ladro, non c'è stata nessuna perquisizione, ripeto, non sono stata derubata e quindi niente, ci tenevo anche per il decoro, soprattutto per il decoro del consiglio comunale dei miei colleghi. Con questo vi auguro un buon anno. Grazie.